Marino Masiero, ideatore di Chioggia Boat Show. Come possiamo trasformare concertazione e sinergie in fatti per far crescere turismo nautico, costiero e anche lento? Le sinergie da mettere in campo sono tantissime. Il territorio della Laguna Sud, abbiamo sentito stamattina in questo convegno che stiamo concludendo, è un territorio ricco di dotazioni, di gente vivace, di opportunità di lavoro. Siamo seduti sopra a un tesoro di lavoro come dire, nascosto in laguna, che è il lavoro del turismo lento legato alla nautica da diporto, ma legato alle biciclette, ai bragozzi, alla ristorazione, all'enogastronomia straordinaria con prodotti di primo livello nazionale se non internazionale, prodotti unici. Per esempio, faccio un esempio per tutti: le molecche piuttosto che le sarde in saore, da far conoscere al mondo. Il mondo sta chiedendo, il mondo turistico vuole questo, vuole tornare a viaggiare e non più a fare il mordi e fuggi che conosciamo nelle grandi città piuttosto che negli outlet, e quindi in questo senso noi dobbiamo lavorare per fare sinergia e per portare la gente a dimensione umana rispetto alla questione della conoscenza del territorio. C'è bisogno anche però delle istituzioni, c'è bisogno di una politica attenta che capisca di essere seduta su questa miniera d'oro. Questo è il vero problema, questa è la vera questione. L'imprenditore, come dire, di all-road o di off-road si trova. L'imprenditore che fa il pioniere si trova. L'imprenditore che fa da apripista c'è, esiste. Quello che manca è il coordinamento a livello amministrativo e politico, la sensibilità della nostra politica, quella che punta a un turismo d'eccellenza, a un turismo fatto di tutti i mesi dell'anno. Noi per esempio sotto il profilo nautico questo lo possiamo fare all'interno della laguna, abbiamo 1860 km di canali navigabili con qualsiasi condizione meteorologica. Una cosa del genere esiste in 3 parti al mondo: la laguna di Chioggia e di Venezia, Fort Lauderdale e Miami. Se la politica capisce questo, noi avremo 2-3 marce in più rispetto ai nostri competitor che fanno del turismo lento un punto d'eccellenza, un fiore all'occhiello.